La preoccupazione probabilmente è la prima emozione, la prima sensazione, dopodiché il veneto pragmatico, risparmiatore, prende consapevolezza del problema e lo risolve. Il problema delle pensioni non è un problema irrisolvibile, si prende atto della demografia, del mondo che sta cambiando, ma attraverso il risparmio a lungo termine il problema lo si risolve. Un territorio abitato da persone pragmatiche che per consapevolezza sulle leggi, sull'incertezza del futuro e facendo lavori spesso precari investono sempre di più sui fondi pensione. Quello di Solidarietà Veneto ne è un esempio, 180.000 gli aderenti a inizio 2026 e un patrimonio netto intorno ai 3 miliardi di euro, a crescere soprattutto i giovani. Circa 12.000 nuovi associati, il 50% ha meno di 35 anni, quindi vuol dire che passa un messaggio tra i giovani sulla necessità, quindi parlerei di consapevolezza da parte di questa fascia di giovani. C'è un crescente interesse da parte soprattutto delle giovani generazioni al tema della previdenza complementare. La previdenza pubblica è stata varie volte modificata dal punto di vista normativo negli ultimi anni, le ultime modifiche proprio con l'ultima legge di stabilità che hanno suscitato un grande interesse, quindi su un substrato di interesse complessivo nell'anno 2025 ci prospettiamo, ci orientiamo adesso nel 2026 ad una ulteriore crescita. Il Veneto è una delle prime regioni in Italia per persone che aprono un fondo complementare. Nonostante questo, dai dati raccolti emergono chiare disparità di genere nell'accesso ai fondi di previdenza complementari. Che viene amplificato da una serie di problematiche legate a quelle che sono poi le dinamiche del mercato del lavoro. Le donne, come anche i giovani, vivono oggi un sistema un po' più fragile per quanto riguarda il mercato del lavoro, perché hanno contratti a tempo determinato, stipendi magari un po' più bassi. Quello che vogliamo sottolineare è che deve entrare nella cultura dei lavoratori, ma anche delle imprese. A prescindere dal comparto di appartenenza, il fondo rappresenta un riferimento per tutti i lavoratori della regione, fa sapere il segretario generale di UIL Roberto Toigo, necessario per questo implementarlo. Favorire la consapevolezza che c'è bisogno di previdenza integrativa, c'è bisogno di costruirsi il secondo pilastro della previdenza per i cittadini e le cittadine del nostro Paese.